Oggi a Valdobbiadene abbiamo il piacere di avere con noi il generale Roberto Riccardi che attualmente da pochissimo tempo, dal mese di settembre, dirige il Comando per la tutela del patrimonio culturale italiano. Veramente un incarico molto importante. E di che cosa si tratta? Che cosa fa nello specifico questo comando? La mia unità esiste da 50 anni, dal 1969, e da allora preserviamo i nostri beni, l'Italia è un museo a cielo aperto, dai traffici illeciti di opere d'arte. Parliamo di scavi clandestini e trafugamenti di reperti archeologici, parliamo di furti d'arte che avvengono in danno di privati oppure di chiese, oppure in qualche caso anche di musei e gallerie, e poi parliamo di falsi, che sono un altro problema che ci affligge. Ecco, in Italia si dice spesso che di cultura non si può vivere. In realtà l'Italia potrebbe vivere di enogastronomia, turismo e cultura. Che cosa stiamo facendo? Qual è lo stato di salute della tutela del patrimonio culturale italiano? In 50 anni abbiamo recuperato circa 2 milioni di beni, parliamo di reperti archeologici e di oggetti d'arte di varia natura, quindi c'è un'attività importante alla quale il mondo è interessato perché siamo stati i primi a sorgere e ad oggi siamo la struttura più specializzata ed è riconosciuto a livello internazionale. Poi naturalmente è un mare sconfinato, è un pozzo senza fondo, tutto quello che abbiamo e di cui effettivamente potremmo vivere, forse in parte viviamo. Ecco, il riciclaggio del denaro legato alla vendita di beni artistici e archeologici trafugati o appunto portati via da musei o mostre, a quanto ammonta più o meno, per esempio nell'ultimo anno? Lei ha un dato di questo tipo? I dati da una ventina d'anni a questa parte sono più o meno convergenti e portano a ipotizzare una cifra di circa 6 miliardi di euro all'anno per quanto attiene a tutti i traffici illeciti che ci sono. Ovviamente è un volume d'affari, stiamo parlando del terzo giro illegale dopo il traffico di droga e quello di armi, che non può non interessare anche organizzazioni criminali di vario tipo che si interessano a questi oggetti così importanti, così belli, ma solo per il loro valore venale. Il comando che lei dirige opera solo in Italia o anche in missioni all'estero come altre forze dell'ordine? Noi abbiamo una struttura nazionale con un comando centrale e un reparto operativo specializzato a Roma e 15 nuclei sul territorio nazionale, quindi più o meno nei capoluoghi di regione. Poi abbiamo diversi progetti nel mondo a livello internazionale. Abbiamo per esempio i caschi blu della cultura, che sono un'unità costituita con l'UNESCO, per cui per esempio in questo momento ci sono in Iraq 3 persone. Uno è il responsabile della banca dati che noi abbiamo e che sta aiutando quel paese a formarne una propria, e poi ci sono a Baghdad e a Erbil 2 addestratori che si occupano di formare le forze di polizia irachene e kurde rispettivamente nel settore di cui ci occupiamo.